Ecco, andiamo ad accogliere il Presidente Conte. Buonasera, Presidente. Buonasera. Allora, lei immagino abbia sentito tutti i discorsi sino a qui fatti. E che, Quasi tutti. Quasi tutti. Che C'è stato un momento in cui ho perso il contatto. Vabbè, allora provo io Mi riassumerà se proverò a riassumere. Ma insomma, si ricorda che quando lei venne qua quasi un anno fa, io le chiesi, ma lei fra Biden e Trump? Lei non rispose. No, diciamo, non è che non rispondo, come non rispondo? No, lei non rispose, disse, ma... No, risposi, dissi, li verifichiamo dai fatti. Dissi, va bene. molto puntualmente, Biden, e lo ripeto, io credo che sia stato il sistematico massacro di Gaza, 45.000 palestinesi, è dovuto anche alla copertura militare e politica di Biden dell'amministrazione USA. Ma la mia domanda era oggi, alla luce di quello che... E non mi fa finire. No, perché sennò... no, volevo parlare del presente. Oggi, alla luce di quanto sta succedendo, cioè lei si aspettava, lei con Trump aveva un bel rapporto, un buon rapporto, lei si aspettava questa svolta che per noi è incomprensibile, insomma. Guardi, certo che ho lavorato con Trump e ho cercato di tutelare nel migliore dei modi possibili l'interesse italiano, essendo allora Presidente del Consiglio. Mi sono trovato anch'io con un Trump che ha voluto imporre i dazi e ho cercato assolutamente di limitare i danni e di tutelare il nostro interesse nazionale. Adesso qual è il tema? Trump ci sta sconvolgendo, sta dicendo cose anche molto inquietanti. Però ha detto una cosa che sta sconvolgendo l'Europa. Ha detto, guardate, che pensare di battere militarmente la Russia è stata una follia. E su questo punto, in realtà è una cosa che io sto dicendo in tantissime interviste da 3 anni. Il problema qual è su questo punto? È che l'Europa ha fallito completamente la strategia. Cioè, qui i nostri governanti ci hanno fatto credere per 3 anni che stavamo isolando la Russia e la Russia invece non è affatto isolata. I BRICS sono cresciuti, ha addirittura rafforzato l'interscambio con la Cina, il picco record di 240 miliardi. Ci hanno fatto credere, guardate che sta crollando l'economia russa, più 4,1%, noi più 0,7%. Ci hanno fatto credere stiamo vincendo militarmente, la controffensiva sta funzionando. Non era vero. Adesso siamo completamente disorientati e c'è una follia collettiva, un delirio. Come stiamo reagendo? A quel tavolo del negoziato si doveva sedere l'Europa, si doveva sedere l'Italia. Dovevamo noi essere protagonisti di quel negoziato. Adesso non contiamo nulla, avevo detto anche questo. Arriverà la pace e sarà fatta sopra la nostra testa. Adesso dobbiamo rimetterci a Trump sperando che, mi auguro, faticosamente e duramente tuteli gli interessi a quel tavolo dell'Ucraina, perché noi difendiamo l'Ucraina contro l'aggressione russa. Però attenzione, adesso l'Europa che sta succedendo? L'Europa sta reagendo, non è che si riposiziona e i nostri governanti vengono qui a dirci scusate per il caro bollette, scusate per il caro vita e il caro energia. No, dicono adesso la Russia è sempre più minacciosa di sempre, dobbiamo riarmarci con 800 miliardi. E noi li stiamo credendo, qualcuno sta credendo. Se è d'accordo, procediamo così cerchiamo di capire davvero la sua posizione, perché sa, parlare di bollette di fronte alla gente che sta morendo può anche sembrare cinico. Ma no? morti a causa di chi? E dei droni russi c'è che stanno stata l'aggressione ieri russa, sera hanno ammazzato ma c'era un 14 negoziato persone. dopo 2 mesi. No, ma aspetti. Andiamo a vedere le condizioni di quel negoziato. Parliamo di quel negoziato che è stato rifiutato per la scommessa di portare una vittoria militare. Ma parliamo del presente. Chi ne risponde di questo? Aspetti, parliamo del presente. Quando lei si riferisce al negoziato, non voglio entrare nel merito della vicenda, ma eravamo... ma dobbiamo entrare nel merito, perché il negoziato, scusi, si concluderà oggi a condizioni più svantaggiose per l'Ucraina. Ma mi faccia finire, eravamo l'Europa e gli Stati Uniti. Oggi gli Stati Uniti non ci sono più, l'hanno detto loro, noi vogliamo uscire dalla NATO. Allora io non so se sarà vero o no, diciamo che avere a che fare con un partner che dice che l'Europa è stata costruita per fregare gli Stati Uniti. Imprevedibile, le dice. Beh no, imprevedibile è poco, siamo al di là... Ma è già successo, con questo 2021, Afghanistan,
Ci hanno lasciato addirittura, manco ci avvertivano che andavano via dall'Afghanistan. Lei la conosce la dottrina di Kissinger? Sì, la conosco di La Kissinger, dottrina di Kissinger predica questo. Sì, però vedi- È il più esperto della politica estera degli Stati Uniti. Per gli Stati Uniti non d'accordo. esistono amici o nemici permanenti, ma solo interessi. Interessi. È l'Europa che è mancata. No, Una no, su strategia questo politica dell'Europa. siamo d'accordo, ma l'Europa arrivavo dopo. Il tema era e sarebbe, di fronte a un atteggiamento di Trump di questo tipo, secondo lei c'è un reale pericolo per i valori democratici e di libertà, come dicevo prima con il Presidente Prodi, su cui noi siamo cresciuti? Cioè lei vede che l'Europa è in pericolo, che i nostri valori non sono più difesi dall'ombrello americano? Ma assolutamente sì, che c'è quindi un che reale... e quindi una che si fa? Però attenzione, La domanda è questa, che cosa si fa? Lei Allora, che cosa farebbe oggi? se mi dà... La Prego. risposta è un po' complessa, la sintetizzo. È ovvio che abbiamo di fronte stati autocratici e qui ci vantiamo della nostra democrazia. Però scusi, in questo momento stiamo discutendo in Europa di un piano di riarmo di 800 miliardi, deciso in fretta e furia, perché ci stanno dicendo che ormai la Russia ci sta invadendo, giusto? No. Hanno aggravato e attualizzato... No, non è così. No, scusate. No, però non è così, non stanno dicendo che la Russia ci E allora perché, scusate, buttiamo 800 dicendo- miliardi se ci servono stanno dicendo miliardi che- per l'istruzione, per la sanità, per le stanno scuole dicendo e che in per questo tutelare momento, il lavoro? diciamo, in questo momento c'è una emergenza che è quella per la quale non c'è più l'ombrello americano e l'Europa deve difendersi da sola. Perfetto. Questo è il tema. Però lei lo conosce il paradosso della sicurezza, no? Storicamente dicono gli esperti. Allora noi che cosa facciamo oggi? La Francia ci sta dicendo venite sotto il mio ombrello perché io ho 290-300 testate nucleari e così quindi ci rafforziamo, date i soldi, mettiamoli insieme e io sarò il capofila, perché questo concretamente ci stanno dicendo. Buttiamo 800 miliardi in ordine sparso, non serve assolutamente a nulla. Ma per essere competitivi nella logica della deterrenza dobbiamo arrivare a 6.000 testate nucleari. E voi pensate che per arrivare a 6.000 testate nucleari ci arriviamo in un anno, in 2 anni, in quanti decenni? E ancora, quanti altri miliardi rispetto agli 800 serviranno? E nel frattempo la Russia starà ferma? No, Il certo. paradosso della deterrenza, della sicurezza, Ma infatti la è Russia che la non Russia, sta ferma la per minaccia l'avvertirà anche la Russia. sta ferma per Ma niente. scusate, ma non è meglio per l'Europa, per i nostri governanti, ammettere il fallimento e dire oggi abbiamo sbagliato sin qui, cambiamo strategia, l'Europa sarà protagonista, costruiremo una nuova conferenza di sicurezza e pace, chiameremo tutti i player mondiali, dobbiamo definire un nuovo equilibrio multipolare. Ma lei sembra che Putin sia disponibile a questo discorso nel momento in cui sta oggi e Trump, cioè perché Guardi, lei avrebbe ragione. questo ritornello ovviamente. però scusi. No, ma ci spieghi, io Lo vorrei- chiamo ritornello senza No, io- offendere. ci vediamo dopo però un anno. questo ritornello è stato detto per 3 anni. La pace si fa in 2. Sì, in questo caso Da in un 3. lato si diceva con Putin è una bestia, non ci si siede. Poi uno si chiedeva ma la pace la fai col nemico, forza, questo- non con l'amico. questo è ovvio. Secondo, tutti quanti sapevate che Putin non voleva fare la pace. Adesso si scopre che Putin si siederà a un tavolo a Riyadh la settimana prossima. Ma è- Vedremo, io non sto dicendo che le condizioni Ma non si arrabbi, non le si arrabbi, decidiamo non si qui arrabbi, sta- dai, parliamo Ma no, io mi seriamente. scaldo perché No, non si sono scalda. 3 anni No, di ma io voglio- retorica Ma sì. bellicista che stiamo subendo, No, ma io voglio sapere- di frottole che ci stanno Ma questo lei l'ha raccontando detto tante alle volte. televisioni unificate. Lei lo ha detto in tutte le Ho televisioni, lo ha, capito. lo ha detto in Ma tutti i chi giornali. ci rimette qui? No, ci rimettono gli ucraini a in questo E momento. ci abbiamo rimesso anche noi. Sì, però sa, un E po' ci di- rimetteremo per gli 800 Conto- miliardi perché li stiamo togliendo dai settori di un attività conto, dove sono, servono. un conto sono i soldi, un conto è la vita delle persone, no? Quindi lì stanno, ma la lì vita stanno delle persone morendo. come la tuteliamo? Ma è quello che le chiedo. Cioè, le sto Con di- gli 800 miliardi? No, le sto chiedendo, lei in questo momento cosa farebbe? Proprio in questo momento? Perché è Io chiaro, l'ho detto. è chiaro che più che una pace si sta prospettando una resa. Guardi, No, nel momento in cui, scusi, concludo, nel momento in cui gli Stati Uniti dicono togliamo l'intelligence e solo in questi 2 giorni i droni arrivano di nuovo a bombardare le case, quella che si prospetta Allora, è una resa, non è una pace. innanzitutto, ovviamente io non condivido, ho già detto che Trump Certo, dice anche certo. cose molto inquietanti. Per non aprire il capitolo di Gaza in questo momento della Cisgiordania. Terrificante. Terrificante, preoccupantissimo. Però tornando a noi, attenzione, io non sto dicendo che è giusto quel che stanno facendo. Innanzitutto l'Ucraina dovrebbe stare assolutamente al tavolo, insomma non andava È ovvio. mortificato pubblicamente. Beh. Quello che è successo nella sala ovale
assolutamente un disastro, perché avvantaggia il potere negoziale di Putin. In questo momento Putin è chiaro che vedendo quello che sta succedendo aumenta il suo potere negoziale. Quando ci siede a un tavolo negoziale non devi dare mai vantaggi a quello che è il tuo avversario. Quello altro che vantaggio è stato... È chiaro. Detto questo, io l'ho detto che cosa dovrebbe fare. L'unica cosa che l'Europa non deve fare è questa scemenza in qualche giorno di aver messo su un piano da 800 miliardi, dove ogni Stato spende per conto suo, togliendo risorse evidentemente, ripeto, a sanità tutti gli e altri servizi, certo. alla spesa sociale. Oggi abbiamo una manifattura europea distrutta, tuteliamo la nostra manifattura. E che cosa dovrebbe fare? L'ho detto, ma facciamoci protagonisti. Oggi dobbiamo riformare, abbiamo bisogno di un nuovo equilibrio. L'equilibrio lo devi fare con i player che ci sono. Noi non possiamo dire qui, da questa trasmissione che è autorevolissima, chi vogliamo come leader degli Stati Uniti, come leader della Russia, come leader della Cina. Dobbiamo purtroppo avere a che fare con loro, lavorare con loro per imbrigliarli in un accordo, in una prospettiva. Solo quella può dare la realtà di una sicurezza, un orizzonte di sicurezza e di pace. Mettersi a fare questa gara sciocca, stupida, inefficiente. No, ma per rimanere su cose concrete, non ci porterà a nulla. Lei ha sentito il maggiore discorso... insicurezza. Ma questo ogni volta che si parla di riarmo, le armi non portano mai sicurezza, portano solo... Su questo siamo d'accordo. Ma ci mancherebbe altro, ma guardi, io insomma, adesso non voglio... Ma quando Papa Francesco è venuto qui ha detto una cosa che secondo me è una parola, ha sintetizzato tutto, ha detto la guerra è una pazzia. Detta così sembra una frase semplice, ma vuol dire che è la cosa più disumana, cioè anti-umana, nel senso che è una cosa che non ha nessuna logica e che è contro il sentimento di sopravvivenza di ogni essere umano. Quindi su questo voglio sperare che non si metta in dubbio. Non è merito mio, non è merito mio, ma il Movimento 5 Stelle, prima che io entrassi, è nato il 4 settembre, San Francesco. È assolutamente vero, è Grillo. Tanto l'ha più sentito lei Grillo dopo? No, non ci siamo più sentiti. Però da San Francesco dovrebbe chiamarlo, si parla coi lupi, come dice lei, no, non con gli agnelli. Io non l'ho mai assolutamente attaccato. No, dico, però deve parlargli. Se mi vuol parlare mi chiama. Vabbè, chiamo io, chiami tu, la canzone di Gaia dopo, ma... la sentirò. La sentirò. No, però Presidente, lei ha sentito il discorso che ha fatto Romano Prodi, no? In questa contingenza, cioè lei, per essere chiaro, sarebbe stato d'accordo su un discorso che fosse partito dalla costruzione di una difesa comune anziché da un riarmo dei singoli paesi? Lo sto dicendo da tanto tempo, la difesa comune è assolutamente necessaria. La Schlein, insomma, sta dicendo, siete d'accordo su questo? Ma su questo punto siamo d'accordo perché abbiamo bisogno di autonomia strategica. Io ho sempre detto, non possiamo essere subalterni. Tra l'altro, vedete, cambiano le amministrazioni negli Stati Uniti e vedete che disorientamento. Oggi l'Europa è afona, è confusa. Hanno fatto un vertice a Parigi senza concludere nulla. A Londra non si è capito nulla. Adesso l'unica cosa, 800 miliardi di riarmo. Follia totale, un delirio collettivo. Quindi è chiaro che dobbiamo raggiungere e perseverare la difesa comune europea. Perché non viene conseguita? Perché tiriamo fuori il piano di riarmo di 800 miliardi che sembra molto più a buona portata? Perché lì bisogna essere seri, bisogna chiudersi e dire scusate, quanti abbiamo? 13 carri armati compriamo? No, ne compriamo 2 o 3. E allora devi scegliere. E così via per tutta la filiera degli armamenti. E poi ancora un comando unico. Lei comprende che dobbiamo fare un salto in termini di integrazione politica, perché se no non puoi comprare, puoi fare la difesa. Però mettendo a fattor comune, anziché continuare a far spendere singolarmente i singoli stati, con le spese già oggi programmate, perché non ce l'hanno detto forse, ma guardate che noi spendiamo meno complessivamente della Russia. Non è vero che la Russia sta spendendo più di noi negli armamenti, negli investimenti militari. Allora basta mettere oggi a fattor comune le spese già programmate ai singoli Stati e noi saremmo molto più efficienti sul piano dell'autonomia strategica. Questo è quello che ho cercato di dire prima con i miei interlocutori, pare però, dice il Presidente Prodi e anche gli altri interlocutori, insomma è una cosa molto difficile, nel senso che quando siamo in mezzo alle cose, per cui c'è la guerra in corso, il tempo per organizzare... Allora non la vogliamo proprio terminare questa guerra, allora questi negoziati vogliamo boicottare. Il tema per organizzare un esercito comune dice si doveva fare 10 anni fa, insomma adesso è un po' tardi. Ecco, la domanda però volevo proprio arrivare ai negoziati. Secondo lei, quelli che si stanno prospettando
sono negoziati credibili o davvero è una resa mascherata da negoziato? Cioè c'è il rischio che succeda in Ucraina quello che succede in Bielorussia? Cioè di fatto un uomo del Cremlino che fa finta di essere presidente? Ci siamo spinti così oltre, anziché invece indirizzare prima un negoziato, che oggi sono fortemente preoccupato, perché come stavo dicendo prima, se avessimo preso quella proposta negoziale confezionata dopo un mese, dopo 2 mesi dall'attacco ingiustificato di Putin, noi oggi avremmo sicuramente tutelato l'Ucraina a condizioni molto più favorevoli e senza ovviamente centinaia di migliaia di morti, distruzioni e via discorrendo. Oltre 10.000 profughi, pensate un po', per non parlare dei bambini che sono andati via. Oggi io sono molto preoccupato, proprio perché, come dicevamo, gli Stati Uniti oggi hanno un interesse di por fine a questo confronto, perché il loro problema è la Cina. Cioè mettetevi da parte dal punto di vista degli Stati Uniti, perché non ci rendiamo conto, ma Trump ha avuto un mandato elettorale per andare in questa direzione. Dal punto di vista degli Stati Uniti il problema non è la competizione con la Russia, è la Cina. La Cina, tutte le professioni ci dicono che di qui a qualche anno avrà un primato economico. Cioè vuole rifare quello che ha fatto Nixon, cioè provare a spaccare. E allora qual è il tema? Loro sono accordi che hanno avvantaggiato la Cina. Oggi è quello il problema. E allora vogliono riequilibrare il tutto. Poi attenzione, noi non ci possiamo lamentare se arriverà un negoziato. Cioè è folle. Oggi l'Europa, qualcuno sta dicendo, ma non possiamo consentire a cosa? Vogliamo che invece gli Stati Uniti si mettano a guerreggiare con la Russia? Cioè entriamo nel paradosso che un negoziato non ci sta bene. Sarà un negoziato faticoso e io mi auguro con tutte le forze, purtroppo non c'è l'Europa, che si difendano le ragioni fino alla fine con le unghie e coi denti dell'Ucraina. Ecco, visto che ha detto non c'è l'Europa, ho letto che voi non parteciperete alla manifestazione di sabato prossimo a Roma che ha inventato, io ero testimone oculare, Michele Serra, che come sai è un nostro collaboratore di questa trasmissione, che è una manifestazione in cui in nessun modo viene detto che quella è una manifestazione per il riarmo, è una manifestazione proprio per pretendere il ruolo dell'Europa fondata su valori di democrazia e libertà, per rivendicare con forza questo ruolo. Perché voi non partecipate? Non era il momento perfetto per non esserci? ci possiamo essere. Ma perché? E le dico perché quando in questo momento diciamo più Europa dovremmo precisare... C'è Europa che già più... diciamo che dovremmo avere più Europa. Noi siamo europeisti veri, Sì. nel profondo, ma non fideistici. Certo. E perché non anche va? critici. Perché non in ci va questo anche momento lei? dire Europa significa i documenti ufficiali, sono il piano di riarmo della von der Leyen e le conclusioni del Consiglio europeo sul riarmo di 800 miliardi. Noi diciamo no. Primo. Ma perché fa questa equivalenza, scusi Presidente? Perché fa questa E le equivalenza? dico, in questo momento non c'è possibilità di concedersi qualche ambiguità, incertezza, dobbiamo andare netti. No a questa Europa ufficiale che ci sta portando agli 800 miliardi di armo. Primo. Secondo, più democrazia è un altro pilastro che ho letto, eccetera. Anche qui, scusate, ma dov'è la nostra democrazia? Noi stiamo andando a riarmo e la von der Leyen applica l'articolo 122, cioè dice il Parlamento invoca circostanze eccezionali, come se la Russia ci stesse invadendo da ieri, non da domani, per dire che non si va in Parlamento, non vuole il voto europeo. E la Meloni, lei l'ha vista. Ma sa da quanto manca il Parlamento? Guardi, da me non viene. Da lei non viene? Sarei contentissimo. Allora guardi, non l'abbiamo vista neppure in Parlamento. Cioè ha fatto un vertice a Parigi, non si capisce che posizione ha portato. A Londra, altro vertice europeo, non si capisce che posizione ha portato. Ha sottoscritto le conclusioni del Consiglio europeo senza venire preliminarmente in Parlamento. E poi diciamo, questa è la democrazia europea? Però sai cosa che mi stupiva? Perché siccome quella, ripeto, si deve fidare di me, ho visto nascere l'idea, Ma io ed è una capisco manifestazione di cittadini. Ma proprio... lei si sta accorgendo infatti No, che in quella piazza ci va chi vuole il riarmo e chi è No, ma non è contro, chi vero. la vuole cotta No, e chi ma la non è vuole così. Ci vanno, Le speriamo. piattaforme devono Però non è essere vero. chiare, devono in questo momento Però non è così. non possiamo concederci incertezze, Però questo, ambiguità. scusi, poi non mi permetto, ma questo è un pregiudizio. Quella è fatta al E io ho contrario. letto. Ma no, è fatta da Io- cittadini e si spera di invitare cittadini Ma di io destra, rispetto di tutti sinistra, quelli che ci andranno che al e sono contrario. convinto No, ma che al che ci contrario. vadano tante Ma è un persone che sono peccato
contro il riarmo. È un peccato che non ci Però sia allora lei. bisognava precisare bene la piattaforma, è stata perché l'Europa delle istituzioni ufficiali Vabbè, sta dicendo ma lei altro. non ci può ripensare, E allora definiscano meglio la Ma piattaforma. non io è mai ci stato. sarò. Allora, Michele, Ci sarò. definisci meglio la piattaforma. Michele Serra, Ecco, non ci conosciamo direttamente, ecco, no, questa è ti una- prego, ti apri prego. la telecamera, grazie. Ecco, cioè, Se stia potessi definire la piattaforma meglio, perché l'Europa ufficiale delle non istituzioni c'è. e dei documenti ufficiali sta andando verso il riarmo. Io non ci posso essere col movimento. Ma lui è totalmente d'accordo con lei, sa? E per Allora lei, lo quindi, precisi e ci saremo. va bene, adesso, Michele, non è che posso farlo io per te, fai qualcosa anche tu, perché Guardi, Presidente, a questo, dopo questo appello ufficiale, la questione è così seria, è veramente qui, è un passaggio strategico. Io vorrei comunicarlo a tutti i cittadini che ci seguono. La sua è una trasmissione molto seguita. speriamo. Ne approfitto. Sì, prego. Guardate che è un passaggio veramente strategico della storia dell'Europa. Se noi non siamo chiari adesso e diciamo no con forza, ci state portando in un delirio collettivo, noi non ci stiamo, l'Europa perderà completamente qualsiasi possibilità di esprimere una leadership politica. Annuncio, Prego. martedì mattina Sì? saremo tutti, ci sarò anch'io, col Movimento 5 Stelle a dire no alla von der Leyen, alla discussione su questo piano di riarmo. Diciamolo tutti con forza. Presidente, volevo dire due cose ancora. Uno, mi interessava un suo parere su una cosa, diciamo, di cronaca, no? Perché lei ha sentito anche Salvini quanto si è arrabbiato per la sentenza della Corte di Cassazione sulla Diciotti. Lei allora era Presidente del Consiglio nel 2018, quando venne... quando Ebbene la nave sì, Diciotti, c'ero io. la nave Diciotti salvò 177 migranti a cui fu impedito di sbarcare, quei decreti di sicurezza, vabbè. Quelli li ha fatti lei quelli, eh? Ho già dichiarato più volte, Vabbè. tante volte, eccetera. Ma quella sa. Adesso insomma è stato riconosciuto dalla Corte di Cassazione il risarcimento, peraltro ridicolo, a uno di questi ricorrenti, Un centrodestra si stava dando fuoco. soldi pubblici, eccetera. In realtà Assolutamente. sono 1.600 euro, credo, di risarcimento, quindi non andremo in bancarotta per 1.600 euro. Direi proprio di no. Ma lei cosa pensa di quella sentenza? Ma guardi, io prima di pronunciarmi ho fatto un post, ma l'ho voluta leggere, ovviamente, essendo un giurista, Certo. le sentenze si leggono prima. Il ragionamento, allora, le sentenze si rispettano, poi possiamo entrare nel tecnicismo, ma credo che qui Ma non diciamo sia... dal punto di vista politico, insomma. No, dal punto di vista politico dico, i giudici è bene che facciano il loro lavoro indisturbati. Quindi questa occasione per aggredirli, come al solito, per sviare dal disarmo, perché, attenzione, Giorgia Meloni c'è un fatto nuovo, Quando ha parlato, ha fatto il punto stampa sulle conclusioni che ha sottoscritto in favore del riarmo, è stata massacrata da commenti negativi, è rimasta scioccata, quindi si è aggrappata a questo commento, a questa sentenza, per coltivare, nella logica della distrazione di massa, la sua guerra contro i cattivi magistrati. Se le danno ragione sono bravi, se non gli danno ragione sono tutte toghe rosse. Io credo che non funzioni così le istituzioni del nostro Paese. Il potere giudiziario e i giudici fanno il loro lavoro ed è fondamentale, un principio democratico è tutti i cittadini sono sottoposti alla legge. Quindi questa sentenza me la prendo anche io, perché io sono stato Presidente del Consiglio, fermo restando che il POS lo sottoscriveva il Ministro degli Interni e cosa risaputa, nota, eccetera. Faceva lui propaganda, mentre lui faceva propaganda io mi occupavo della redistribuzione, anche in questo caso ho attenuto alla redistribuzione con gli altri paesi, però questa sentenza sta lì e va rispettata. Vabbè, io spero che lei oggi quei decreti di sicurezza non li firmerebbe più, spero. Guardi, il mio Lasci sperare, va. il mio percorso politico, ma non può essere più perché non torneremo più con Salvini e con la Lega. Le faccio un'ultima... Abbiamo fatto una scelta nel campo progressista, una scelta di maturità, è un nuovo corso del movimento, quel che è stato in passato è stato un movimento che ha raccolto una protesta, ovviamente c'erano tantissime sensibilità, non si può questa è una rinnegare il dichiarazione passato, perché io sono importante, è una qui dichiarazione oggi importante. in virtù di Grillo, di Casaleggio, degli ultimi, dei più piccoli giovani attivisti o dei più anziani che hanno fatto delle marce di pace in tutto il Paese. Io rispetto il percorso, oggi siamo in un'altra fase. Presidente, volevo un'ultimissima considerazione prima di salutarla. Proprio oggi, 5 anni fa,
lei da Presidente del Consiglio annunciò il lockdown. È stato un momento indimenticabile. In quell'occasione ci collegammo anche con lei, mi pare, perché era una domenica. E è stata, insomma, è stata una vicenda che ha sconvolto le nostre vite, ma che ha sconvolto la storia. All'inizio di questa trasmissione, prima che lei entrasse, abbiamo parlato col professor Burioni, anche qui, di questa antiscienza che che sta dominando il mondo. Abbiamo visto della sanità americano che vuole curare il morbillo con l'olio di fegato di merluzzo, coloro che non avevano fatto Green Pass sono stati risarciti, il piano pandemico nostro mi pare che sia molto fragile rispetto a un'eventuale altra pandemia. Lei che cosa si sente di dire? Guardi, a me dispiace che in questo paese si tende a perdere quella che è la memoria, che andrebbe valorizzata se non altro per ovviamente poter rispondere più efficacemente in futuro. Perché adesso per esempio c'è questa commissione Covid, non so se ha avuto il tempo di seguirla certo. un po'. In questa commissione è un'ottima occasione, sarebbe un'ottima occasione fatta in modo serio, responsabile dalle forze politiche che l'hanno promossa, per indagare tutto quel che è successo. Perché io come Presidente del Consiglio sono il primo che mi sono chiesto, quando è scoppiato tutto, ho visto che il paese non era attrezzato, non c'erano mascherine, respiratori, ho detto, ma che cosa è successo al sistema sanitario? Perché ci troviamo in queste condizioni di inefficienza? Perché siamo trovati? Eppure guardate che per come sta andando questa commissione Covid, il Presidente l'ha chiamata di Fratelli d'Italia, lui stesso l'ha chiamata un tendone da circo. Ecco, stanno rendendo quello che sarebbe uno strumento di riflessione utile a tutti per prevenire in futuro che risucceda, lo stanno rendendo un tendone da circo. Chiamano addirittura esponenti Novax, scienziati, pseudoscienziati che sono degli stregoni senza pubblicazioni scientifiche, la stanno rendendo ridicola. E poi ovviamente non vogliono che si indaghi sulla sanità regionale, che gestiva poi di fatto tutto il sistema sanitario a livello territoriale. Grazie Presidente, grazie di essere stato con noi, aspettiamo. Grazie a vero. Grazie Presidente. Grazie al Presidente Conte.